È un segno importante non solo per l'Italia ma per tutto il mondo. Il fatto che ci siano presenti a Venezia gli 8 direttori degli 8 più grandi festival del cinema europei è il segno di una ripartenza collettiva. Bisogna usare tutte le misure di precauzione, di sicurezza, rispettarle, ma si può ripartire. Venezia e l'Italia ripartono. Dalla mostra del cinema il ministro ai beni culturali Dario Franceschini, pochi istanti prima di salire sul red carpet, ha spiegato così nel breve tragitto a piedi tra l'Hotel Excelsior e il Palazzo del Cinema il senso della ripartenza. Con un red carpet unico e senza precedenti nella storia della mostra, si è aperto il festival, tra flash dei fotografi e riprese delle telecamere, ma senza la presenza del pubblico gli anni scorsi in attesa per ore lungo la passerella. Il muro, costruito quest'anno proprio per prevenire il rischio di assembramenti al tempo del Covid, ha evitato affollamenti. Al di là del muro, a fare gli onori di casa il presidente della Biennale Roberto Cicuto insieme al direttore Alberto Barbera, la madrina Anna Foglietta con la presidente di giuria Kate Blanchett, star hollywoodiana che ha catturato l'attenzione delle telecamere. Presente l'intero cast del film di apertura Lacci di Daniele Lucchetti, cast guidato da Luigi Locascio. In passerella donne affascinanti ed abiti eleganti, tra i quali il premio Leone d'Oro alla carriera Tilda Swinton, ma in sala un altro italiano ha rubato a tutti la scena. L'affettuoso omaggio al maestro Ennio Morricone ha fatto scorrere i brividi.